Bene, ci siamo spostati solo di qualche chilometro e siamo arrivati a Palazzolo di Sona presso l'azienda agrituristica Il Baccan e io sono in compagnia di Luciano Bellè e vorrei sapere da lui qual è l'impressione della giornata di oggi in occasione sempre di Fattorie Didattiche Aperte 2009. Una grande risposta abbiamo avuto da parte di tutti i nostri clienti, che ormai per qualcuno è una data, un'abitudine, diciamo, ritrovarsi, è diventata una consuetudine, per altri è la prima volta per sentito dire oppure perché hanno ricevuto le informazioni dalla promozione della Regione Veneto. Sì, una giornata quindi per conoscere la natura, per conoscere la campagna, ma direi, visto il gran numero delle iniziative, per conoscere anche molti aspetti curiosi e nuovi, proprio per i bambini. Ce li vuole spiegare? Ma la nostra è una fattoria didattica un po' particolare che non si basa solo ed esclusivamente sul solito percorso, senza nulla togliere, che è importantissimo, ma invece sul discorso della sostenibilità in agricoltura. Quindi come è possibile oggi fare ambiente in agricoltura. Abbiamo stamattina fatto un percorso, diciamo, con le famiglie in giro per la piccola campagna che abbiamo, per vedere le culture e per vedere diciamo, la situazione reale dell'agricoltura al giorno d'oggi. Nel pomeriggio abbiamo fatto un fra virgolette spuntino dove hanno potuto assaggiare i nostri prodotti e quindi vedere come è possibile ancora i prodotti di un tempo, e adesso nel pomeriggio i percorsi didattici per i bambini che stanno eseguendo dei lavoretti con dei pannellini solari o comunque con del materiale ecologico, e per gli adulti invece delle considerazioni sull'ambiente, sulla sostenibilità da un punto di vista energetico e da un punto di vista, diciamo, della valutazione energetica dei nostri consumi e come è possibile al giorno d'oggi sopperire a questo. Secondo lei è facile riuscire a far capire ai bambini che risparmiare energia si può? Senz'altro è più facile spiegarlo ai bambini che non a noi adulti, che abbiamo già dei preconcetti, più che preconcetti, delle abitudini nel nostro modo di vivere, mentre per i bambini sono delle spugne che accettano tutte e comunque sono molto osservatori di quello che vedono in giro. E come li fate giocare perché si imprima in loro questo concetto attualissimo? L'importante è farli giocare con giochi semplicissimi, quello che si faceva una volta, per esempio dal piccolo fucile in legno come elastici, come abbiamo sempre giocato ai nostri tempi, a invece qualcosa come vedremo lì avanti col discorso dei ferro battuto, oppure con dei pannellini solari, che è un po' la nuova aspetto moderno, diciamo, da fare effetto, dove si può vedere che il sole ci dà quell'energia di cui abbiamo bisogno per le nostre necessità energetiche di tutti i giorni. Senta, la vostra azienda tra l'altro è anche un agricamping, vero? Sì, è un agricampeggio. Con questo molto apprezzato, vista la nostra collocazione tra il lago di Garda e Verona, da tutte quelle persone che vogliono conoscere Verona da un punto di vista storico, da un punto di vista delle opere, quindi di tutte le iniziative che organizza la provincia o la città, il comune, e per tutto quello che sono le iniziative del territorio, dai Monti Lessini per arrivare fino alle zone storiche delle guerre di indipendenza e quant'altro. Bene, dopo una giornata di iniziative legate a Fattorie Didattiche Aperte 2009, noi ringraziamo il nostro protagonista Luciano Bellè, e da Palazzolo di Sona è tutto, linea allo studio. Grazie.